Buonasera a tutti, benvenuti. Sono la Presidente dell'Antica Scuola dei Battisti, sono a porgervi il mio personale benvenuto in questa serata. E il mio benvenuto anche all'interno del Teatro Mabilia, che è un gioiello ai più sconosciuto, ma anche per questo sono necessari questi eventi, per poterlo aprire alla cittadinanza. Un altro pezzo di storia della città di Mestre e di Venezia è dato anche dall'archivio storico che andremo appunto a presentare, oggetto della trattazione di questa sera. Si tratta di uno degli archivi storici della terraferma veneziana tra i più antichi ed è un archivio sul quale abbiamo fatto un lavoro importante di inventariazione e di riordino grazie anche all'aiuto di finanziamenti della Regione Veneto. È un lavoro che non ha raggiunto ancora il suo termine, però ha aggiunto una tappa importante ed è quella che andremo a presentare appunto questa sera grazie ai relatori che ci sono qua in sala. Procederei velocemente a elencarli e per poi fare un piccolo inciso anche sul significato di questo evento all'interno di una manifestazione più ampia che è appunto quella della Madonna della Salute. Allora, presenterei anzitutto la dottoressa Andreina Rigon dell'Ufficio Archivi della Regione Veneto. Ci tengo a precisare appunto che questo lavoro è stato fatto anche grazie ai finanziamenti della Regione Veneto, per cui un sincero ringraziamento anche per tutto questo risultato. Abbiamo Sergio Barizza, il responsabile dell'Archivio del Duomo, Stefano Sorteni che è il nostro archivista, progettista e autore dell'intervento, e poi abbiamo due interventi importanti della professoressa Renata Segre e dell'archivista Anna Maria Cozzan, che sono delle appassionate ricercatrici storiche che appunto ci consegneranno dei loro contributi. Sono felice che in tanti abbiate raccolto questo invito perché ci tengo particolarmente per tutta una serie di motivi, ma soprattutto perché reputo che sia importante sensibilizzare sull'esistenza e sull'importanza di patrimoni storici e culturali in possesso della città che vengono aperti alla cittadinanza in questa maniera. Un ringraziamento in particolare va a una persona che ha reso possibile la più ampia manifestazione della Madonna della Salute. Sapete che è iniziata riprendendo anche una tradizione antica che vede appunto partire i festeggiamenti della Madonna della Salute anche prima del 21. È stata inaugurata sabato mattina questa manifestazione che vede tutta una serie di mercatini svolgersi all'interno del parco di Via Torre Belfredo e anche l'apertura appunto alla città del Teatro Mabilia. È una manifestazione che rientra all'interno delle città in festa, quindi un format patrocinato dal Comune di Venezia e che mira a rilanciare in questo caso la festività della Madonna della Salute sotto diversi profili, anche culturali, appunto ridando ai cittadini degli spazi urbani come questo, come appunto questo Teatro Mabilia, in un momento storico peraltro in cui tanti teatri chiudono. Un gioiello così bello e così importante come quello dove ci troviamo questa sera merita di essere scoperto, valorizzato e vissuto. E parlo e mi riferisco all'assessore Paola Mara che ha reso possibile tutta questa manifestazione, alla quale passo la parola, ringrazio e buon proseguimento. Bene. Sono felice di essere qui con voi questa sera perché parlare di storia per me è tornare un po' indietro negli anni e tornare alla mia passione e alla mia laurea. E sono anche felice perché ritrovo dei pezzi della mia storia perché il dottor Sergio Barizza mi ha accolto all'archivio comunale tanti anni fa e ho condiviso i miei studi con la dottoressa Rigon, quindi siamo proprio in casa, direi. Poi con Laura, con la Presidente, ci accomunano dei percorsi di impegno cittadino che sentiamo molto fortemente e che trovano nella storia anche una declinazione, direi. Perché io quando ho cominciato ho pensato di fare storia, avevo coscienza che fosse una materia che mi piaceva, però non avevo piena coscienza dell'importanza della materia che mi aveva così appassionato. E ogni volta che mi trovo a parlare di archivi ritrovati, di carte, di qualcosa che viene tirato fuori dai cassetti, perché l'operazione è prendere un corpus veramente imponente, perché 3582, giusto?
85, voi ne ho sbagliato di 3585 buste non sono una cosa da poco, non sono una cosa da poco nel racconto, nel disvelare il racconto di una confraternita, non sono cose da poco nel disvelare i rapporti che questa aveva con la città, non sono cose da poco per capire quella che è la nostra storia. Io credo che noi pensiamo sempre che la storia sia fatta dai grandi, e invece la storia è fatta anche dai piccoli e dalle piccole cose, e il saper riportare alla luce tutto ciò ci permette di avere una chiave di lettura più completa e più complessa, perché io dico sempre una città, un popolo, una nazione che non ha memoria della sua storia non riesce a trasmettere qualcosa alle generazioni future. Quindi tutto questo poi riportato nella cornice di quella che è una festa importante per la città, una festa molto molto sentita, non poteva avere veramente cornice migliore. E mi auguro che questi sforzi degli studiosi, perché gli studiosi, l'ho fatto anch'io, lavorano in silenzio, lavorano sentendo. Io ricordo sempre degli archivi il tatto con la carta, il rumore delle pagine e dell'inchiostro che su certi documenti, vero Sergio, si dissolve, si sfarina, esattamente, e l'odore, perché i documenti hanno anche il loro odore, testimoniano di ciò che è passato, ma non è passato e sta nel cassetto, è passato perché noi lo possiamo averne coscienza, possiamo fruirne per capire il periodo in cui viviamo, come si è evoluta la nostra storia e per poter ragionevolmente pensare a quello che è il nostro futuro. Quindi ben venga e ringrazio la Presidente Besio, ringrazio la Regione, ringrazio il Dottor Sordelli, ringrazio la Dottoressa Rigon per il lavoro che è un lavoro che ha già una sua storia, visto che è una decina d'anni, no, che state svolgendo, ma per la passione e per l'impegno che hanno profuso nel riportare alla città una memoria della città. Grazie Assessore. Passo la parola alla Dottoressa Rigon dell'Ufficio Archivi Regione Veneto. Nel frattempo utilizzo questo tempo morto per comunicare che all'ingresso del Teatro Mavilla sono esposti dei documenti di rilievo del mondo che hanno attinenza con la festività della Madonna della Salute. Quindi c'è già una piccola esposizione, chiaramente limitata perché, come si diceva poc'anzi, l'archivio è veramente imponente in termini di quantificazione, però c'è la possibilità effettivamente già di vedere qualcosina di lì all'ingresso. Ci siamo interessati? Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Ecco, è un piacere essere a questo tavolo, direi un po' per festeggiare il raggiungimento di un obiettivo significativo per l'antica scuola di Martutti, ma per l'intera città di Mestre. E direi che questa meta, questo tipo di mete sono ormai rare. In questi tempi è più facile sicuramente vedere, realizzare eventi culturali di altro genere, sicuramente più appariscenti, spesso anche molto più effimeri. Ecco, lavori archivistici come questo che richiedono lo sporcarsi le mani con la polvere delle carte, richiedono impegno, richiedono pazienza, richiedono intelligenza e professionalità. Io dico sempre, fare l'inventario non è fare l'elenco della spesa, no? È qualcosa di molto più complesso.
complesso, è ricostruire la storia di un ente, ricostruire la struttura originaria delle carte. Ecco, questo tipo di lavori, diciamolo, sono rari, è raro vedere un ente che intraprende, porta a termine un progetto di questo tipo, di questo calibro. E sono questi però i lavori fondamentali per la sopravvivenza dei nostri archivi. Senza questo tipo di lavoro la memoria dei nostri archivi andrebbe sicuramente perduta. E direi che poi è ben noto che gli archivi, tra tutti i beni culturali, sono il bene sicuramente meno visibile, che ha meno visibilità, e il bene anche che soffre di più la mancanza di risorse dedicate, la mancanza di attenzioni. E devo dire che guardando così uno sguardo un po' più ampio alla situazione reale del settore archivistico, ecco, il settore archivistico in questo momento sta veramente soffrendo, sconta una crisi e una difficoltà a 360 gradi che riguarda sia un grande vuoto legislativo, abbiamo ormai tantissime leggi vecchie, incongruenti, addirittura contraddittorie, un vuoto organizzativo, amministrativo e formativo un po' a tutti i livelli, e ovviamente un vuoto di risorse. Per cui ecco, in questo contesto il progetto dell'antica scuola dei Battuti assume, come dire, quasi un aspetto di straordinarietà. In realtà non è per nulla straordinario, perché questo dovrebbe essere l'ordinario per gli enti, poter aver cura del proprio patrimonio documentario, conservarlo, restaurarlo e renderlo disponibile al pubblico, soprattutto quando si tratta per l'appunto di ente pubblico. Ecco, questo si è realizzato per la scuola dei Battuti grazie sicuramente all'impegno dell'ente, che ha sempre dimostrato, si è distinto per una grande sensibilità verso il proprio patrimonio, e non solo, direi, verso il proprio patrimonio, ma verso il proprio patrimonio all'interno della città, e grazie anche al sostegno della Regione, che ha accompagnato questo progetto fin dal suo nascere. Il primo incontro è stato nel 2007. Nel 2007 questo archivio è stato riconosciuto di interesse locale dalla Regione. Questo riconoscimento regionale non è un riconoscimento per dire quanto bello, antico e significativo è l'archivio, ma per dire questo archivio è un archivio che vogliamo offrire, aprire alla cittadinanza, per cui l'ente detentore si impegna a renderlo consultabile, si impegna a dotarsi degli strumenti per renderlo consultabile, e quindi anche a mettere in atto tutte quelle operazioni di riordino, di inventariazione che sono necessarie. E così è stato. Nel 2008 l'Antica Scuola dei Battuti ha presentato un grande progetto, un progetto complessivo sul proprio nucleo documentario, e nel 2009 era già nato, diciamo, il primo inventario sulla parte antica dell'archivio dei Battuti. Nel 2010 è stata la volta invece del restauro di alcuni cavrei, alcune mappe antiche della Mariegola e di registri parte. 2011 è arrivato invece l'inventario sommario della parte della sezione moderna dell'archivio, e infine 2017 oggi è l'inventario che presentiamo stasera. Quindi un progetto molto consistente, molto articolato, che ha avuto esiti diciamo anche inventariali diversi. Abbiamo più di un inventario quindi per le diverse sezioni dell'archivio, e abbiamo anche un esito online, un esito web. Infatti l'inventario dell'archivio è stato anche inserito all'interno del sistema informativo archivistico della Regione del Veneto. Eccolo qui, questa è home page, la copertina. Sia Veneto è un applicativo costruito con strumenti open source,
voluto dalla Regione del Veneto per dar conto proprio della ricchezza documentaria, del patrimonio documentario presente nel territorio della Regione del Veneto. È uno strumento anche che serve di supporto alle operazioni di inventariazione e di riordine, in quanto gli operatori possono collegarsi da remoto, inserire i dati accedendo tramite credenziali. Il prototipo informatico di questo applicativo è stato realizzato dall'Università di Padova, ma dal dicembre 2016 l'applicativo gira su macchine regionali, è stato trasferito su server regionale e da allora la Regione del Veneto ne cura gli sviluppi informatici e anche la redazione archivistica. Ecco, importante che una cosa prima che mi sfugga, nel luglio scorso abbiamo sottoscritto un accordo con il Ministero per l'interoperabilità tra questo sistema e il SANE, il Sistema Archivistico Nazionale. Quindi le descrizioni di livello alto del SIAR andranno a implementare il sistema nazionale e questo direi che è una cosa molto importante perché anche in ambito archivistico cominciamo a costruire la rete. Ci si collega digitando sia regione.veneto.it, questa dicevo è home page, cliccando accediamo, ecco, qui vediamo le tre colonne, le tre entità su cui si costruisce la descrizione archivistica, gli archivi, i complessi archivistici, i soggetti produttori, i soggetti conservatori. La descrizione archivistica si costruisce proprio, è una descrizione di contesto per cui è il risultato, diciamo così, di tutte queste relazioni. Cliccando su archivi arriviamo alla lista e qui possiamo selezionare l'antica scuola dei battuti. Scuola dei battuti, ecco qui l'albero dell'archivio e la descrizione. Ovviamente essendo slide tagliano poi i contenuti che sono qui sotto, ma insomma chi ha poi la curiosità potrà navigare realmente internet e vedere meglio. Allora entriamo, vedete la scuola di Santa Maria di Battuti, la parte antica dell'archivio, eccola qui con tutte le sue serie che poi si apriranno in sottoserie. Da qui possiamo navigare ai relativi produttori, ecco produttore scuole Santa Maria di Battuti, la storia dell'ente antico che ha creato l'archivio, la sezione invece più recente, la Pia Casa di Ricovero, che a sua volta si suddivide in una sezione moderna e in una sezione invece contemporanea, che è quella che si presenta oggi. Infine, scusate, ecco, la Colonia Alpina Città di Mestre, che è un piccolo fondo aggregato, arrivato più recentemente con il suo relativo produttore. E qui invece il soggetto, l'ente conservatore di tutti questi fondi, l'attuale IPAB, Antica Scuola dei Battuti. Scorrendo la scheda abbiamo anche poi ovviamente i contatti e l'accesso per chi desidera consultare l'archivio. Questa è una veloce rassegna, poi ovviamente chi, come dicevo, chi ha curiosità può sicuramente consultare le pagine della regione dove viene presentato sia il Veneto e dove può trovare numerose informazioni. E tra poco, tra l'altro, circa tra un mese, questo sistema avrà anche una nuova interfaccia, una nuova grafica e sarà arricchito di molte altre funzionalità, quindi se magari tra un mesetto vi collegate lo trovate anche sicuramente più gradevole e più funzionale. Io non voglio rubare altro tempo a chi poi racconterà più da vicino questo archivio e il significato che l'archivio ha per la città. Voglio chiudere con un auspicio. Nel Veneto ci sono 176 IPAB e a cui si aggiungono poco meno di una novantina di IPAB che sono trasformati in fondazioni. Sappiamo bene che le IPAB stanno attraversando un periodo che non è così facile, al bivio tra privato e pubblico, alle prese con tanti
di problemi di risorse. Per la maggior parte si tratta di istituti antichi che hanno una loro storia, perlomeno ottocentesca, e che conservano spesso un archivio. Ecco, io penso che le IPAB, insieme con i comuni e i consorzi di bonifica, sono gli enti in fondo più vicini al territorio e alla comunità, e quindi sono gli enti che conservano gli archivi più interessanti per la comunità, dove la comunità può trovare veramente la propria storia. E ecco, allora il mio auspicio per il 2018 è quello di riuscire perlomeno a mappare la presenza di questi archivi. Non dico di riuscire a fare un lavoro così approfondito come quello che si è riusciti a fare qui, però perlomeno segnalarne la presenza, anzi magari grazie anche al sistema informativo, di una registrazione pubblica di queste realtà, perché sarebbe comunque il primo passo per togliere questi beni culturali dall'oblio a cui spesso sono contaminati. Ecco, questo è un po' il mio auspicio, spero che si possa realizzare e ringrazio di questo invito e del lavoro che è stato fatto per disvelare l'archivio. Quanto vere queste parole, soprattutto le ultime riguardo alle difficoltà che stanno vivendo le IPAB, in qualità di presidente, ma vedo qui un consigliere in rappresentanza del consiglio di amministrazione, Giampaolo Venato. Sappiamo bene le difficoltà appunto che stiamo passando, però è pur vero che siamo depositari di un patrimonio che è veramente importante a livello culturale e storico e va necessariamente restituito, forse anche solo per un'inventariazione, giustamente come diceva. Dunque io passerei la parola, Stefano cosa dici? A Sergio Varizza, responsabile dell'archivio del Duomo di Mestre, e non solo, ma ci penserà lui a presentarsi. Ecco, grazie. Faccio 2 o 3 considerazioni molto brevi, perché è giusto che sentiamo che racconti Stefano. Allora, voi sapete che adesso, così in pensione, ho accettato l'invito prima di Don Fausto e poi di Don Gianni di mettere a posto l'archivio del Duomo, e quando qualcuno vuole venire a vedere l'archivio del Duomo mi telefono, perché non c'è altro da fare, perché a proposito di personale degli archivi siamo anche là molto malmessi. Io ho lavorato dall'81 al 2004 in comune, tu non c'eri per cui non hai nessuna colpa, praticamente sono stato da solo, tenete presente, chi mi conosce lo sa, da solo, prima a mettere a posto l'archivio della Celeste e poi a mettere a posto l'archivio di Mestre, da solo, non voglio applausi, perché andavo continuamente dai sindaci e dagli assessori a dire ma insomma, quando dopo si fanno le conferenze si dice, come diceva anche Umberto Eco, perdere la memoria è come perdere l'anima. Siamo tutti senza anima, perché la memoria non viene custodita, la memoria viene persa, viene abbandonata, è vero. Tanti di voi non sapevano neanche che Mestre avesse una storia, ringraziando forse il sottoscritto può darsi che in qualche maniera qualcosa sia venuto fuori dalle pieghe della storia, no? e dai magazzini. Ecco, per cui la prima considerazione è questa: se fate qualcosa per l'archivio vi ringrazieremo immensamente sempre, perché è proprio salvare la nostra anima. La memoria è la cosa più importante che possiamo avere. E a questo punto faccio una seconda considerazione, perché quando io sono riuscito per fortuna a mettere a posto l'archivio di Mestre, che era stato disperso, quello un po' di qua un po' di là, mi ricordo erano gli ultimi mesi di vita di Zorzetto, perché Zorzetto è morto nel 95, per cui 22 anni fa, sì, forse era anche un po' di più. Avevamo fatto un'idea, c'era ancora già Stefano che mi seguiva in qualche maniera, avevamo fatto un'idea per fare in modo che gli archivi che ci sono a Mestre, e che praticamente sono 3, forse ce ne saranno magari anche di più, ma più grossi sono 3, quello del comune, ovviamente del comune di Mestre, che dopo ha anche un prolungamento su Venezia, ovviamente dopo i 26, poi c'è quello dell'IPAB qui, dell'IPAB vostra, c'è quello del Duomo. Ecco, se noi facessimo un'operazione
per mettere assieme, se non altro a livello di catalogo, a livello di ricerca per gli studiosi, che uno potesse navigare all'interno di questi tre e vedere dove può andare a prendere le cose. Io ero arrivato al punto, e pensate, ne avevo parlato con la dottoressa Lanfranchi, che purtroppo è morta qualche anno fa, che era la sovrintendente, molto sensibile a queste cose, e le avevo detto: sa dottoressa, pensi che bello se riuscissimo a Mestre a fare anche una sede unica in cui mettere dentro tutti e tre gli archivi e magari dopo, dividendosi le spese, mettere dentro uno o due archivisti. Gli archivi resterebbero di proprietà delle singole, no? Ma avere un posto unico invece che costringere lo studioso ad andare pellegrino da una parte all'altra non sarebbe una cosa brutta, no? Pensate che anche la Lanfranchi, che di solito non era molto attenta alle cose nuove, anzi, infatti all'inizio ho detto: ma per carità, dottor Barizza, cosa mi parla? No, non mi parli di queste cose. Poi quando ne ho cominciato a parlare, dire: ma guardi che la gente vorrebbe, c'è chi vuole studiare, c'è chi vuole ricercare, c'è chi vuole ricercare, possiamo aiutarli? Beh, è una cosa sulla quale si potrebbe anche pensare. Si era anche un po' mossa, no, rispetto a questo, perché è difficile, tu lo sai benissimo, no? Cambiare queste cose che ormai hanno una struttura chissà, radicata e anche impolverata da chissà quanti anni, insomma. Ecco, questa io la butto ancora là, questa secondo me sarebbe una delle cose più belle. Credo che Don Gianni non dovrebbe avere niente, anzi, no, per mettere il suo archivio, l'archivio del Duomo, che ha la parte anagrafica, con Stefano pensavamo un tempo fa di utilizzare, la parte anagrafica che potrebbe disvelare l'origine proprio delle famiglie mestrine, perché pensate che i registri di battesimo cominciano dal 1576, Concilio di Trento, quando il Concilio di Trento impose alle parrocchie di tenere i registri di nascita, di morte, eccetera. Per cui scorrendo quelli, magari se riuscissimo, no? Pensiamo a questa possibilità, riuscissimo a mettere questi dati dentro un grande database, potremmo avere la storia delle famiglie, se non altro delle famiglie più importanti, di come si sono evolute, di come si sono sposati fra di loro, del tipo di attività che avevano, se si sono spostati, quelli che sono venuti da fuori. Pensate che possibilità immense ci sarebbe di studio sociale su questo. Ecco, io la butto là così, come tanti sassi nello stagno, magari qualcuno chissà che pensa, però questa idea ecco, che gli archivi servano per la memoria e che dobbiamo aiutare chi va a ricercare, questa mi pare una cosa fondamentale. Grazie. Passo la parola adesso al nostro archivista dell'ente, quindi depositario anche di tutta la conoscenza di questo lavoro che è stato fatto in questi anni e anche con una certa continuità, devo dire, Stefano Sortelli. E qua c'è una selezione. Qua c'è una selezione che scorre di documenti appunto che sono stati riprodotti. Ecco, come chi arriva ultimo si vede un po' il terreno già dissodato da altri e quindi insomma ecco, io forse rappresento un po' la continuità, ecco, cioè, chi ha preso questo archivio ormai grazie anche a Sergio, che lì alla fine degli anni 80, primi 90, insomma con Paolo Turazza ancora, si era pensato appunto di lavorare intanto sull'archivio ottocentesco, che all'epoca la sezione moderna, quella che adesso si chiama sezione moderna, cioè la parte di documentazione la parte di archivio che raccoglie la documentazione diciamo precedente all'istituzione dell'IPAB, che appunto è un po' questo, cioè la Costituzione del 1891, la legge Crispi fa un po' ecco, da spartiacque tra gli archivi, insomma, ecco, grosso modo, tranne poi quello dell'antica scuola dei Battuti, appunto, che è la sezione più antica. Ecco, lì ho cominciato appunto occupandomi della parte ottocentesca, appunto tirandola fuori, estraendola dagli scatoloni e appunto cominciandola a sistemarla fisicamente, perché appunto giaceva lì praticamente dimenticata, e da lì è cominciato un
percorso che ha trovato, fortunatamente siamo nel 2006, perché il progetto appunto iniziale che poi ha portato oggi a questa conclusione l'abbiamo redatto io, perché parlo non per plurale maestatis, ma perché appunto eravamo in due, io e Franca Cosmai, all'epoca lavoravamo assieme, per dei momenti mi ha anche accompagnato in questo percorso, appunto data al 2006 il primo progetto, appunto, che l'allora presidente Aldo Mingatti invece appunto aveva prefigurato, e poi anche naturalmente su questo terreno ci siamo trovati pienamente d'accordo naturalmente, del considerare l'archivio come nel suo complesso, cioè la parte storica, come un complesso unico naturalmente, ma che per comodità, per praticità e per facilità d'approccio, un progetto unico diviso in più fasi. Però naturalmente il progetto ci ha avuto il suo tempo, come diceva Andreina appunto, aveva bisogno appunto del riconoscimento di interesse storico locale, l'archivio che non l'aveva, sembra strano, no? Cioè, l'ha avuto solo nel 2007, un archivio appunto che già da qualche anno ormai, da qualche decennio era conosciuto. Nessuno aveva pensato appunto di avviare una pratica che poi era quella propedeutica, poi appunto avere i finanziamenti regionali, perché appunto le risorse sono state in parte anche in gran parte della regione, insomma, però senza appunto questo riconoscimento non era possibile. E di lì è cominciato un percorso irto anche di difficoltà, nel senso che pensate, cioè portare avanti un progetto così per 10 anni, 11 anni, senza perdere il filo, non è facile perché appunto in 10 anni quante cose possono cambiare, e invece appunto la tenacia, credo, la tenacia che avevamo noi, ma hanno avuto anche naturalmente i responsabili dell'istituto a portare avanti questo progetto, ma anche una tenacia che nasceva anche da una consapevolezza che gli amministratori come noi archivisti, perché poi appunto noi avevamo alle spalle altri lavori che negli anni, nei secoli, perché appunto, e qui ricordo solo il primo catastico che era stato fatto nel 1800 dall'archivista Zanchi dell'archivio patrimoniale, della parte patrimoniale dell'archivio, commissionatogli dalla morente ormai scuola di Santa Maria dei Battuti. Quello fu il primo lavoro scientificamente corretto, scientificamente finalizzato naturalmente a quantificare le proprietà dell'ente, ma dopo di lui molti altri sono succeduti e quindi anche noi avevamo un portato, ecco. E gli stessi amministratori all'epoca come ora poi hanno alle spalle tutta una tradizione, non per niente appunto questa si chiama antica scuola di Battuti, quindi insomma se non per tradizione, per una tradizione proprio di assistenza, di cura per gli altri, ecco. Questo è anche un po' quello che chiamo anche un genius loci, perché questo luogo è storicamente nei secoli predisposto e finalizzato a questo tipo di attività, no? Già prima dei Battuti probabilmente, insomma, no? I Battuti portano il loro ospedale e da lì comincia una tradizione che poi connota anche questo luogo, quindi anche questo è un patrimonio. Non è materiale, è un patrimonio immateriale, ma è un patrimonio anche questo da conservare. E di questo appunto anche col tempo, no? Nel 2006 in poi, è stata una consapevolezza che ci siamo portati avanti, perché poi l'archivio è diventato anche, no? Diceva anche il nostro Presidente, no? È diventato anche un motore di cultura a tutto tondo, ecco. Nel senso che ci sono state anche altre iniziative culturali legate appunto alla divulgazione storica,
E qui chiudo perché appunto poi, però chiudo con una parte secondo me importante, perché questo archivio non è stato solo per gli studiosi e non l'ha voluto nemmeno esserlo solo per gli studiosi, anche se però qualche studioso appunto dopo di noi verranno un po' a parlare della loro esperienza qua in archivio. Questo archivio ha voluto essere anche uno strumento di conoscenza per le scuole, per l'attività didattica, e quindi tanti ragazzi e tanti bambini sono passati qui da questo istituto anche per conoscere una parte importante della loro storia. Ecco, perché appunto la memoria degli studiosi magari si diffonde attraverso circuiti alti, ma la memoria dei bambini invece si diffonde attraverso le famiglie, si diffonde nella consapevolezza poi che è quella forse più diffusa, quella che si radica più tenacemente, ecco. E quindi ecco, questo archivio ha voluto anche sviluppare anche una sezione didattica per attività di questo tipo. Ecco, questo è anche forse, unendo le due parti, ecco, uno dei percorsi che si vorrebbe anche portare avanti per il futuro, perché credo appunto che se non pensiamo anche alle giovani generazioni a coinvolgere in questi progetti anche loro, difficilmente ecco, superano il nostro secolo. Invece per un archivio che ne ha 7 ormai di secoli, ed li ha avuti perché appunto generazione dopo generazione è stata una tradizione che si è consolidata nel tempo, no? È stata qualcosa che di generazione si è appunto l'ha ereditata e quindi l'ha portata avanti in forma di consapevolezza di un luogo appunto che spero tornerà a essere il motore, ecco, di sviluppo culturale e storico per tutti. Grazie. Bene, grazie Stefano. E adesso passerei la parola alla professoressa Renata Selle. Non ne avrai a male Stefano se diciamo che sei il nostro archivista storico. Preistorico. Buonasera, io sono qua per raccontarvi una storia che era tutta da scoprire, soprattutto per i mestrini. Quando si parla di scavi, credo che il caso sia abbastanza adatto a quello che sto per raccontarvi. Gli ebrei sono stati a Mestre uno degli elementi fondamentali della ragione stessa di questo castello. La parola Mestre, credo che dopo i veneziani, gli unici che l'abbiano trasmessa per di più in caratteri ebraici sono i testi ebraici. A Mestre c'è stata addirittura un'accademia rabbinica, tutte cose che risultano solo dai testi in ebraico. Questa è la premessa. La seconda premessa è che il nome Mestre è diventato addirittura un cognome che ancora adesso in alcune famiglie si ritrova in Italia. I Mestre erano a un certo punto uno dei rami, perché poi a Mestre ci sono anche rimasti proprio gli ebrei mestrini, e si trova addirittura in Monferrato, a Firenze. Ecco, questo è una specie di premessa. Perché è così importante Mestre? E nessuno lo sa. L'aveva già segnalato Sanudo, ma poi è andato. Sanudo scrive nel 1483. Gli ebrei sono a Mestre già da un secolo, dal 1380-85. E Sanudo, nell'itinerario che lui scrive per la terraferma veneta, che è stato anche stampato di recente,
racconto di Mestre che lui ha visitato. Dice che c'è il mercato al venerdì, dice che c'è la fiera, che si chiama San Michele, che si tiene a San Lorenzo, dice quanto è distante da Venezia, quante miglia mi ha. Lui le chiama miglia. Poi dice che ha 3 porte, una si chiama Venezia, una si chiama Trevisano, è vicino alla Rocca, e la terza è il Campo dei Castelli. E poi in questo inserisce una frase che è determinante. Qui sta molti giudei ed ha una bella sinagoga e qui vi sento perché venetiani non vuole ebrei stagi a Venezia. Ecco, cioè a Mestre c'è stata la prima sinagoga, non sappiamo dove sia, chissà che appunto cercando tra gli affittuari della scuola dei battuti non si trovi questo che sarebbe un vero scoop, come capite, il prima sinagoga ebraica. Io purtroppo ci ho lavorato ancora pochissimo, mi auguro di riuscire a lavorarci di più, e abbiamo trovato che per esempio uno dei banchi, di cui adesso parleremo, era in Calle si chiama dei Gambero. Beh, allora, gli ebrei quindi, come dice Sanudo, stanno a Mestre. Saprete che in pratica ufficialmente alla creazione del ghetto, di cui si è festeggiato 500 anni l'anno scorso, l'anno scorso, sì, proprio l'anno scorso, siamo stati 17, non avevano ufficialmente permesso di risiedere stabilmente. Invece dovevano risiedere a Mestre. Come dice il Saludo, non si può, perché dunque gli ebrei fungono da banco di pegno. Sono 3 a Mestre, in genere sono 3. Ci sono dei periodi in cui sono in 2. Uno si chiama banco vecchio e uno banco nuovo. Il primo banco comunque è, come abbiamo detto, del 1385 circa. Ecco, dovete immaginarvi questo borgo, che molto più un borgo non doveva essere, queste 2 o 3 famiglie di ebrei che venivano da Norimberga, da Ulm, da Rattenberg, da Bamberga, che stavano qua. Hanno creato una vera e propria, diciamo, comunità. In un certo senso e a un certo punto effettivamente è diventata una comunità. Perché sapete quali sono le caratteristiche? Perché, visto che la comunità ebraica mestrina, mi pare che ci sono alcuni requisiti perché un nucleo, un insediamento diventi una comunità, soprattutto nel caso degli ebrei, perché gli ebrei hanno alcuni requisiti, diciamo quasi esistenziali, anche se sono formalmente religiosi. E quindi, per esempio, perché ci sia una comunità occorre che ci siano 10 uomini adulti, perché altrimenti non si può pregare in comune, ognuno prega per sé. Ci vuole appunto la comunità, sono 10 uomini adulti. Ma a Mestre non solo ci sono stati 10 uomini adulti, ce ne anche molti di più. Addirittura in certi periodi, secondo alcune fonti, gli ebrei erano più di 100. Cioè una vera e propria comunità, avevano, come abbiamo detto, questi 2 o 3 banchi, e a Venezia, dove appunto gli ebrei non potevano stare ufficialmente, per dire che uno andava a impegnare, cioè a Monte dei Pegni, quello che poi sarà Monte di Pietà, diceva vado dai giudei. Dire che uno va dai giudei era sinonimo di dire che andava a impegnare. E c'era tutto un sistema anche di traghetti da Rialto per Mestre, fatto da intermediari, per evitare ai veneziani di arrivare fino a Mestre ogni volta che dovevano portare a impegnare o riscattare un bene. Questo modo di vivere, l'abbondanza
del traffico anche e del valore di questa attività è stata tale da poter permettere agli ebrei di creare a Mestre una sinagoga, come abbiamo visto, un centro culturale, un ospizio, si chiamava l'ospedale, insomma è un ospizio, cioè era il luogo, l'albergo, e quindi c'è tutto da scoprire. Tutto il materiale che io ho reperito finora e sto lavorandoci da 15 anni, ormai sono a buon punto che di scrivere, viene tutto da Venezia. Adesso, sperando di poter lavorare qui all'Archivio dei Battuti, dove in 2 ore basta trovare, cade proprio continuamente sulle informazioni, perché effettivamente erano l'elemento fondante e che la radice stessa del benessere di questa comunità mestrina. Ci sono anche alcuni posti dove già sappiamo che c'erano gli ebrei, alla Torre delle Cicogne, 2 o 3 indirizzi ce li ho, però appunto non so esattamente cosa corrispondono. Gli ebrei vennero preferiti ai toscani, ai quali subentrarono a fine del 300. Mestre era diocesi di Treviso. La terraferma non dipendeva da Venezia, che oltretutto a sua volta c'era la cosiddetta diocesi castellana, e prima c'era, cioè, poco alla volta Venezia diventa una diocesi, poi diventerà patriarcato. Allora Mestre dipendeva, e ancora dipenderà per parecchi secoli, da Treviso, come tutta la Mestrina, come tutta questa zona. E i toscani sono i primi di cui sappiamo che hanno appunto fatto questa attività di prestito, erano banchieri anche loro, solo che gli ebrei sono banchieri sui generis, non sono banchieri nel senso di trattare soldi, trattano solo su oggetti, su beni. Quando poi dico che oggi, che io spero di trovare altro materiale qui in questo archivio, lo spiego col fatto che gli ebrei non erano autorizzati a essere proprietari, potevano possedere solo nella misura in cui pagavano l'affitto, perché gli ebrei non erano considerati una popolazione sedentaria. A loro veniva rinnovato ogni 8 anni, che in genere 5, una specie di condotta, cioè un permesso di soggiorno che regolava la loro vita, i loro rapporti col comune di Venezia e con gli altri, la popolazione tra la quale vivevano, e quindi non potevano possedere. Avevano appunto questo senso, hanno avuto per tutta la vita, tutta la storia, dell'incertezza. Eppure a Mestre sono rimasti, come direi, per almeno 2 o 3 secoli. Io poi non vado, la mia ricerca arriva fino alla creazione del ghetto, all'istituzione del ghetto di Venezia. Periodo nel quale appunto la comunità mestrina è in realtà la comunità più autorevole di tutta la collettività ebraica. Ci sono dei documenti, per esempio, che raccontano, c'era una supplica al governo veneziano perché per concidere per esempio i bambini, d'inverno c'era un problema a trasferirli, devono essere circoncisi entro il 6° o 7° giorno, a trasportarli a Mestre per la circoncisione. Cioè Mestre ha questa funzione principale, anche perché dovete tenere conto, vedete meglio di me, della sua posizione sulla carta geografica, sulle strade. A Mestre era gli ebrei che dovevano andare a Venezia per affari, per ragioni di lavoro e soprattutto per ragioni di
di giustizia e di tribunali dovevano dormire in linea di massima nell'ospizio a Mestre. In ogni caso dovevano ritirarsi a Mestre durante il venerdì, che è il giorno venerdì e sabato, cioè già il venerdì devono trovarsi sempre a Mestre. Ecco, io credo che questo sia uno degli elementi più nuovi che si possono riconoscere a una comunità tipo quella mestrina che ha perso completamente la memoria di questo fatto. Allora ci prepariamo per l'ultimo intervento. E nel frattempo ringrazio, vedo tante rappresentanze importanti in sala, Don Gianni Bernardi, Don Fausto Bonini, Don Mario Ronzini, il Presidente di Fondazione Venezia Claudio Beltrame, vari esponenti della Municipalità di Mestre e del Comune, l'amministrazione comunale, prima fila qui. E passo la parola adesso per un'ulteriore comunicazione alla Anna Maria Pozzano, l'attività della Scuola dei Battuti di Mestre nel 500. Dico bene? Grazie. Grazie a tutti. Posso? Sì, prego. Dirò subito che il contenuto di questa mia relazione non è certo l'esito, il frutto di un lavoro maturo né di una ricerca completa, nel senso che il contenuto della mia relazione è semplicemente l'esito di una tesi di laurea che feci nel lontano 1987 con il professor Berengo e che poi non ho più ripreso, quindi ha tutte le caratteristiche di un lavoro ovviamente da neofita, la persona che aveva appena iniziato la ricerca e anche tutte le, voglio dire, l'ingenuità e le incompletezze di una tesi di laurea. Mi piace ricordare come tutti quanti un po' abbiamo detto qualcosina della nostra vita, del nostro percorso, dall'assessore qui presente. E io racconto una cosa così, un aneddoto che mi riguarda. E quando il professor Berengo mi propose questa tesi, e anche qui vorrei fare una parentesi, sì, gli archivi devono servire, ma prima di tutto è necessario un rapporto stretto con l'università, e tant'è che le tesi allora, in quegli anni, negli anni 80 e 90, alla fine degli anni 80 e 90, su questo archivio erano state date, cosa che non ricordo poi che sia più stato fatto, quindi anche questo è un elemento che andrebbe sottolineato. Quindi la valorizzazione anche ai fini proprio della didattica e del rapporto con le università. Comunque, al di là di questo, io voglio raccontare che il professor Berengo mi aveva proposto questa tesi e quando me la propose, devo dire, io rimasi un po' male, nel senso che ero una giovane studentessa di storia e speravo che questa tesi mi avrebbe aperto, come dire, gli orizzonti verso i grandi archivi europei, una grande città europea dove fare della ricerca. E invece in realtà io feci questa tesi su un archivio, su questo archivio che stava a 10 metri da casa mia, e quindi le mie ambizioni di emancipazione e di voglia di viaggio, sete di viaggiare, di conoscere il mondo finirono miseramente, ma il carisma e la stima che provavo per il professor Berengo, che insegnava storia moderna allora in quegli anni a Ca' Foscari, erano tali che non ebbi la forza di oppormi a questo suo progetto, e feci bene, perché poi in realtà questo rimase un po' un mio amore, questo archivio, anche se poi non ho più dato corso ad alcun tipo di ricerca in quest'ambito. Però ecco, le ragioni per cui il professor Berengo mi dava una tesi su questo archivio sono state in parte emerse, cioè l'archivio dei Battuti aveva una completezza e una continuità di
serie archivistiche come pochi archivi hanno. Nel senso che anch'io poi ho avuto molte esperienze in quest'ambito, ma archivi con questa completezza di serie, questa struttura così continua nella documentazione non l'ho più tanto ritrovata. Però in realtà le ragioni per cui il professor Berengo aveva proposto questa tesi erano queste, ma erano anche delle altre. Innanzitutto c'era un'idea della didattica, della formazione delle nuove generazioni, forse di storici o forse chiunque poi si sarebbe occupato di storia, che doveva partire proprio dall'utilizzo delle fonti, cioè bisognava sudare sui documenti, bisognava studiarli con un'acribia, con una costanza che adesso forse è molto scemata. Io allora proprio ci sudai sulle carte dell'archivio dei battuti e quindi questo era una ragione didattica, ma c'era anche poi una ragione di indirizzo storiografico, di clima culturale di quegli anni, fine anni 80. E c'era un interesse, stava sorgendo, forse era già sorto, un interesse per la storia della terraferma, non più la capitale, non più Venezia, il centro di Venezia, le magistrature, il centro dello Stato, ma la terraferma. Questo era una delle cose che spingeva Marino Berengo e anche altri professori a dare tesi che non avessero più solo come focus la capitale, ma la terraferma, i rapporti tra la periferia e il centro, tra le città suddite e la dominante. E poi c'era ovviamente l'interesse di Berengo, che poi è stato assolutamente, credo, mi confermerà Renata Segre, anche quello proprio per lo studio della città, per le dinamiche, per le classi dirigenti, e che costituiranno poi anche i successivi studi di Marino Berengo. Comunque nella mia tesi ci sono tutti gli ingredienti anche di una stagione storiografica, che era la stagione storiografica degli anni 80, quindi la storia quantitativa, la storia agraria, la storia della fiscale, eccetera. Comunque io appunto non mi voglio dilungare su questi che sono tutto sommato dei ricordi, ma che sono anche proprio sembrava un giusto contributo. Ecco, io volevo dire alcune cose che sono emerse dalla mia tesi, che ho ripreso in mano ieri, che non mi ricordavo più quasi assolutamente nulla, e sono emersi alcuni elementi che vi voglio raccontare. Allora, la confraternita dei Battuti aveva una origine trecentesca, ma nel Cinquecento era già, come dire, la realtà associativa, assistenziale, sociale più importante in ambito mestrino, certamente più in ambito mestrino. Contava circa 400 persone, che non erano pochissime, tra donne e uomini, e dal punto di vista patrimoniale aveva già nel Cinquecento un patrimonio piuttosto consistente, circa 100 ettari, che non sono pochi, e un gran numero di case all'interno del castello di Mestre. Non aveva certo, penso io, e qui ovviamente lascio la cosa incompleta, la consistenza di altre realtà, perché le realtà dei Battuti e le confraternite dei Battuti sono realtà molto diffuse nel territorio veneto, ma Conegliano, la Santa Maria dei Battuti di Treviso non aveva quella consistenza, ma era comunque una realtà assolutamente di primo piano. Sullo sfondo della tesi ovviamente c'è quello che è il castello di Mestre, il distretto, la podesteria. Allora si chiamava podesteria, cioè era retta da un podestà di nomina veneziana, e era un piccolo borgo, non era un piccolo, ambiva a diventare città, e soprattutto un borgo che era stato pesantemente colpito dalla guerra di Cambrai, che era stata appunto qualche anno prima, tant'è che il borgo risulta ancora nelle carte che avevo studiato io in parte combusto e ruinato, cioè il castello di Mestre era stato incendiato dalla Lega antiveneziana.
Quindi nel XVI secolo, che era la mia, ormai la struttura amministrativa e patrimoniale della confraternita era ormai consolidata e stabile. Era gestita da un organismo plenario, che era un insieme di assemblea di confratelli, ed una cosiddetta banca, vale a dire un gruppo dirigente limitato che portava ad esecuzione decisioni prese dall'assemblea. Aveva una struttura molto simile a quella delle confraternite veneziane, delle scuole grandi e delle scuole piccole veneziane da questo punto di vista. La partecipazione, che questa era una delle cose che emergevano dalla mia tesi, era una partecipazione che è stata piuttosto discontinua, cioè studiando le delibere delle assemblee si vede appunto che c'è inizialmente una forte come dire, partecipazione alla vita comunitaria, che via via nel corso degli anni scema. Verso la fine del Seicento questa era quasi pressoché scomparsa, cioè tutta, come dire, la vita comunitaria e collettiva stava, come dire, si era particolarmente impoverita. Poi nella tesi emerge un altro degli elementi, come dire, direi anche di storiografia più generale, che è quella dell'esistenza di un gruppo di persone che progressivamente concentrano nelle mani l'intera gestione della confraternita attraverso la nomina nelle diverse cariche della banca. E si tratta di un gruppo di famiglie che abitano nel castello di Mestre e che vivono di professioni legate all'ambito urbano, mentre sono totalmente escluse le famiglie del distretto rurale. Anche questo è un elemento tipico delle confraternite, cioè questa confraternita è un fatto legato proprio al castello, e anche, come dire, le famiglie del distretto o comunque gli abitanti del distretto ne sono pressoché esclusi. E come sapete la confraternita, che aveva un'origine trecentesca, gestiva anche un ospedale, ed era un ospedale che aveva circa 25 posti letto, e non sono pochissimi, perché le grandi scuole veneziane parlano nel 600 in alcuni casi di 50 persone, quindi le dimensioni non erano così piccole. Ed era la cosiddetta povertà, si rivolgeva alla cosiddetta povertà strutturale, cioè quella delle infermi, delle vedove, degli orfani, non la povertà congiunturale, cioè quella che come dire, si fa, che è presente nei momenti delle grandi crisi come dire, economiche, congiunturali. Ecco. Altro elemento che emergeva dalle mie tesi era appunto la parte patrimoniale. Su questa c'era stata, avevo veramente studiato, perché allora non c'erano nemmeno i computer e io lavoravo nelle schedine a mano, ne parlavamo anche prima con l'altra laureata che è qui, che è Alessandra Checchin, e lavoravamo nelle schedine. Allora avevamo studiato la consistenza, come dire, avevo in qualche modo censito le proprietà, i beni, i fondi agricoli e gli edifici della confraternita, e ne avevo fatto un lavoro proprio su come spendevano, come entravano e come uscivano i danari. Una grossa parte ovviamente proveniva dal patrimonio immobiliare, dai fondi agricoli e dagli edifici, molti dei quali locati ad ebrei, ecco, questo è un altro degli elementi, e anche soprattutto le quote di iscrizione dei confratelli, che anche queste sono un elemento che fotografa in qualche modo gli andamenti e le crisi, perché in molti periodi i confratelli non erano in grado di pagare la propria quota associativa, e quindi questo ci consente anche di capire quali sono, come dire, gli andamenti economici della città e le loro ricadute sul tessuto sociale. Ecco, i cespiti erano destinati al mantenimento dell'ospedale, di questo ospedale di 25 letti, e ad altre attività filantropiche, assistenziali, la distribuzione del frumento, le coperte e le doti alle novizie povere o di recente convertite. Tra queste, dicevo, la figlia della mezza ebrea fatta battezzare e convertita alla fede cristiana. Una importante
importante voce di spesa era l'annuale pasto del Giovedì Santo, nel quale i confratelli si riunivano per celebrare l'ultima cena. Nei registri delle spese sono annotati i generi acquistati per l'occasione: bussolai, malvasia, porsutto, salsiccione, carne di vitello e di manzo. Non era proprio un Giovedì Santo. E non a caso, infatti, il vescovo di Treviso ne impose l'abolizione nel 1575. Ecco, un altro degli elementi che emerge dalla mia tesi, ma ovviamente, ripeto, sarebbero tutti da approfondire, riguardava il rapporto tra la confraternita, il suo gruppo dirigenziale e le istituzioni politiche della dominante e gli organismi invece amministrativi del castello di Mestre, podestà e provveditori. E in numerose occasioni la confraternita si era esposta ad attacchi o tentativi di ingerenza da parte di podestà e provveditori mestrini. E la confraternita aveva fatto ricorso alle magistrature della Serenissima, che immancabilmente gli avevano dato ragione e che aveva in qualche modo salvaguardato la sua autonomia gestionale e amministrativa. E questa tenace difesa delle prerogative e dell'indipendenza della confraternita da parte delle magistrature veneziane non stupisce. Le confraternite, quelle dei battuti, ma lo stesso discorso varrebbe per le scuole grandi veneziane, erano organismi assolutamente fondamentali nel mantenimento degli equilibri istituzionali e sociali della Serenissima. Alle confraternite lo Stato veneziano delegava non solo le politiche assistenziali, perché siamo davvero in un momento in cui le politiche assistenziali sono delegate alle associazioni private, ma anche erano strumenti di compattazione sociale e di mantenimento del consenso. Grazie. Due parole. Dai, due parole. Alessandra Checchi è l'altra laureata questa volta che parlerà dal pubblico. Perché non vieni qua un attimo? È meglio perché ci va una Lei volta parla. Al Centro Studi Storici di Mestre ho pubblicato l'azione proprio con il Presidente. Venga, che fanno Ho fatto di parlare il microfono, forse si sente lo stesso. Anche ringrazio Anna Maria che ha aperto un po' la strada, diciamo, anche al mio lavoro. Io dovevo laurearmi con il professor Rainer Müller, che si occupava che insegnava storia economica e sociale del Medioevo, quindi io ho fatto una ricerca, ho appunto approfondito lo studio dell'archivio storico dei Battuti, partendo dal periodo precedente a quello analizzato da Anna Maria Cozzani e focalizzandomi soprattutto sul tema della contabilità, dei libri contabili, perché il mio professore era soprattutto appunto interessato a vedere l'andamento dei prezzi di alcuni beni, il ducato e anche la moneta, e poi i prezzi del frumento, del vino, di tutti i vari beni che venivano registrati come acquisti per appunto il funzionamento della confraternita e soprattutto dell'ospedale. Quindi ho analizzato appunto tutti questi dati facendo appunto le schedine di trascrizione. E quindi questo risultato poi appunto non si sente? Non sentiamo. Alessandra, venga, perché se che non deve parlare Dicevo che mi sono occupata soprattutto di analizzare i libri contabili della confraternita da quando si sono conservati, cioè intorno alla fine del 1300 e per tutto il 400. Ho esaminato la contabilità che mi ha consentito di ricostruire l'andamento dei prezzi dei beni di consumo che venivano acquistati per il funzionamento dell'ospedale, e quindi i prezzi del frumento, del vino, ma anche il valore del ducato. Quindi diciamo che questa tesi era focalizzata appunto soprattutto su un esame di storia economica sociale più generale rispetto appunto allo studio della confraternita. Quindi la mia tesi si è focalizzata in una prima parte che riguardava appunto la struttura della confraternita nei periodi precedenti a quelli analizzati da Anna Maria.
e poi invece soprattutto appunto su questo esame dei prezzi. Il risultato appunto è stata la pubblicazione della tesi grazie al contributo del Centro Studi Storici di Mestre, con il presidente che è qui presente, il professor Roberto Stevanato, appunto, che mi ha consentito di pubblicare questa tesi. Una parola sola, avete visto che articolazione possa avere la lettura da diversi punti di vista di un archivio. Questo deve far riflettere, perché abbiamo sentito tre studiose con tre ricerche diverse, ma il materiale che c'è potrebbe dare origine a moltissime ricerche a seconda del punto di vista da cui lo si vede. Per quello, come dicevamo giustamente prima, è assolutamente importante che gli archivi vivano e che gli archivi siano consultabili. Bene, io direi che abbiamo concluso, spero che abbiate passato una piacevole serata, abbiate colto anche tutto il nostro impegno per cercare appunto di restituire alla cittadinanza qualcosa che è importantissimo. Ancora grazie a voi soprattutto, grazie.